Cristiano in scena? Cristiano in scena. No. Ma allora siete ancora lì? Ma allora Caneva Caffè c'è ancora, esiste! E certo che esiste! Pensavate che ci fossimo dimenticati di voi, eh? E invece siamo ancora qui, nella nostra bellissima Main Street, all'interno del grande parco Movieland, The Hollywood Park, pieni naturalmente di novità e non vedo l'ora di raccontarvele. Intanto voglio fare un grande ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato al grandissimo evento del Movieland Pride. Siete stati tantissimi, è stata un'edizione bellissima, anzi abbiamo già fissato la data per il 2023, sì c'è già una data, 20 maggio 2023 per il Movieland Pride, quindi iniziate già a prepararvi perché ci sarà una grandissima festa, però non dimentichiamo che a Movieland la festa non finisce mai, infatti sono mesi ricchi di eventi, ci troviamo infatti finalmente nel Movieland Film Festival, nel pieno dell'evento perché siamo già a metà, quindi per chi ancora non è venuto a trovarci raggiungeteci, anzi nel dettaglio poi vi spiegherò anche che cosa succede e vi faccio curiosare. A proposito, Nick vieni qua, c'è Nicola! Dispaccio! Nicola è il nostro regista, eccolo qua. Ma Nicola vieni qua un attimo, dai aiutami a spiegare una cosa, vieni. Perché, allora, intanto guardate qui, questi sono i 3 eventi speciali, abbiamo appunto il Movieland Film Festival, l'American Beer Fest e il periodo di Halloween, quindi 3 grandissimi eventi e soprattutto una grande promozione perché se andate sul nostro sito, sui nostri canali social, informatevi perché c'è anche un biglietto speciale che vi permette di venire un giorno al Movieland Film Festival, un giorno all'American e un giorno ad Halloween, quindi approfittatene e andate sul nostro sito. E poi, visto che siamo qua, vieni qua un attimo Nick, devo dire una cosa ai nostri amici. Questa è la grande Cadillac di Elvis Presley. Esatto. C'è una sorpresa quindi che riguarda l'American Beer Fest, non vi diciamo altro, quindi protagonista forse questa Cadillac e chissà cosa succederà. E forse la street? In street o forse chissà dove. Vabbè, comunque andiamo a farci un giro che vi spiego intanto quello che succede in questo fantastico mese che è il Movieland Film Festival. Andiamo, ciao! Eccoci qua ragazzi, ci troviamo sul set di Little Italy per parlarvi di che cosa? Naturalmente delle novità che riguardano anche gli show. Perché? Perché durante il Movieland Film Festival ci sono novità che riguardano anche i nostri fantastici spettacoli. Per esempio, partiamo da un tributo all'agente segreto più famoso del mondo, 007, oppure un omaggio a un grande che ormai è entrato nella leggenda. Parliamo di Ennio Morricone, uno spettacolo dedicato totalmente al grande compositore all'interno del nostro teatro. E poi sarete coinvolti personalmente sul set di Un giorno di ordinaria follia. Quindi tante novità anche che riguardano i nostri spettacoli, vi aspettiamo, dovete viverli dal vivo, venite con me. Beh, caro Renato, mea culpa, veramente ammetto di essere un po' ignorante nel campo e grazie al Movieland Film Festival ho scoperto che sei un genio. Perché ragazzi, Renato Casaro, Italiano Doc, è un illustratore famosissimo, ha creato alcune delle locandine più famose dei film a livello internazionale e qui a Movieland abbiamo un'esposizione delle sue opere, guardate che roba! Bala coi lupi, Diabolic, Rambo, Stuntman, Once Upon a Time in America. E qual è la vostra locandina preferita? Scrivetelo nei commenti, io ho trovato la mia. Beh, leggendari per il Cinema Spencer. Io sto con loro, sto proprio con loro. Wow, bellissimo. Grazie, ciao! Oh, un'altra delle novità del Movieland Film Festival, il VIP Tasting Passport. Ma che cos'è? Allora, ve lo spiego in poche parole. Con 7 euro vi verrà consegnato il cordino di Caneva World più il VIP Passport e 2 card. Con 12 euro sono aggiunte altre 2 card. Con queste 4 card e il VIP Pass che resta vostro, che cosa potete fare? Intanto ce lo mettiamo, eccoci qua. Potete recarvi ai 4 food corner, quindi abbiamo il food corner di Willy Wonka, di Frozen, di 007 e di Movie, e assaggiare dei buonissimi popcorn, poi fantastici biscotti tema Frozen,
il martini di 007, i suoi analcolici buonissimi alla frutta, oppure da Willy Wonka assaggiare la grande granita freschissima alla cioccolata e a vari gusti. In più, grazie a questo grande VIP Passport, potete recarvi prima della US Army Stand Show, circa 15 minuti prima, avete un ingresso dedicato nel lato del mini kit e potete accedere alla grande arena e vedere il set in allestimento, occupare i vostri posti in prima fila dove preferite e godervi il grande spettacolo in prima fila, meglio della TV, dal vivo, solo a Movieland, Hollywood Park, Movieland Film Festival. Andiamo! Un'altra novità durante il Movieland Film Festival, una grande promozione, vi ricordo che, salve, se venite vestiti con i costumi dei vostri attori preferiti, buongiorno, avrete diritto a 4 euro di sconto. E poi, sai, non si sa mai chi puoi incontrare. Ciao! Oh, eccoci qua! L'altra grande novità del 2022, ragazzi, il Taco Loco, il nostro ristorante a tema Mexico. E io mi sono già fatto preparare, perché mi è venuto proprio un languorino, un taco con chili e carne, e naturalmente non si può non assaggiare la buonissima sangria, se no non saremo mica in Mexico. Guarda che roba! Grazie! Giusto per fare un aperitivino, siamo in zona aperitivi. Grazie Nicole, ti voglio bene! Grazie, che buono, guardate che roba! E naturalmente si può venire ad assaggiare il tutto nella splendida terrazza, eccola qui, la terrazza del Taco Loco, là c'è una bella fontanella, guarda che bello, si sta alla grande. Oh, guardate che roba, facciamo vedere, sembra finto, io lo assaggio invece. Mamma mia, non vedo l'ora, che buono. Beh, ragazzi, fate una pausa con me e poi andiamo avanti a farci un bel viaggio all'interno di Movieland Hollywood Park, e vi ricordo anche che poi andremo anche a Caneva, bisogna anche darsi una rinfrescata a Caneva de Aqua Park. Ciao, buon appetito! Vieni qua, buonissima. Devo dire, ragazzi, che la sangria e il Taco Loco sono spaziali, davvero ve lo consiglio. A proposito di spazio, ci avete mandato un sacco di messaggi e continuate a mandarci messaggi e fate benissimo, e io vi voglio rispondere, perché ci chiedete quando aprirà la grande novità 2022 Antares Interstellar Space Lines. Ragazzi, ci siamo, l'apertura alle porte, sintonizzatevi, restate collegati sui nostri canali social e sul nostro sito e avrete presto fantastiche news. Perfetto. Ho messo giù tutte le mie cosine, l'asciugamanina, la borsina, nella mitica Malibu Beach. Erika mi serve l'aperitivo compreso questa bella bibita, grazie, ti voglio bene. Che parfum. Quindi alla vostra. Più che Caneva Caffè, dovremmo chiamarla Caneva Aperitivo prima o poi, mi sa, sono in ritardo, sta per partire. Voglio portarvi in una delle storiche piscine di Caneva de Aqua Park. Andiamo! E ragazzi, non c'è un'estate senza Caneva Aqua Park, e mi sa che è proprio partita, e sono partite anche le onde, e non mi stancherò mai di dirlo e di ripeterlo, questa è la prima piscina con le onde d'Europa, è stata costruita per prima. Quindi venite a rilassarvi in quest'isola caraibica, Caneva de Aqua Park. Andiamo, mi tuffo anch'io, Yippa! Eccomi qua! Wow! Pensavate, Però purtroppo, amico mio, non è ancora tempo per me di fare un tuffetto, magari più tardi. Mi do una bella rinfrescata. Allora ragazzi, io vi ringrazio perché siete sempre tantissimi, anzi continuate a scrivere messaggi, i vostri commenti, noi vi risponderemo sempre, soprattutto vi aspetto qui, io, il nostro amico Oscar, il signor Afonso, ecco, venga qua signor Afonso, venga qua! È partito tutto da lui, abbiamo anche Sono lui. colpevole. Beh, no. Allora, signor Alfonso, dobbiamo invitare i nostri amici a venirci a trovare sia a Movieland
The Hollywood Park, ma anche a Caneva The Aqua Park, per darvi una bella rinfrescata. Da noi l'estate è cominciata, vi aspettiamo numerosi e poi vi ricordo di tenervi sempre aggiornati sui nostri canali social, sul nostro sito per tutte le promozioni e tutte le novità, e ce ne saranno veramente ancora tante. Io sono contento, non ho la tazza con me col caffè perché Alfonso mi sono fatto un giro di aperitivi oggi. Infatti ho detto che dovremmo cambiare anche il nome di Caneva Caffè in aperitivo, Caneva Aperitivo Caffè, poi anche il caffè ce lo prendiamo dopo. Grazie ancora, vi vogliamo bene, vi aspettiamo, un abbraccio. Ciao. Ciao. Ciao.